Un boato squarcia il silenzio della notte. Siamo a Monteberico, la strada che porta al santuario di Vicenza. Notte silenziosa, poi alle 3 del mattino un grande botto che sveglia chi abita nelle case alla fine della prima curva. Si accende una luce, qualcuno esce per strada per capire cosa sia successo. Alle 3 di notte dormivo e semplicemente ho sentito un gran colpo, mi sono svegliato, sono sceso e ho trovato la scena che in parte state vedendo. Cioè, il fatto che ci fossero 3 macchine danneggiate lungo la strada e un quarto veicolo, anch'esso in condizioni pietose, che dopo aver colpito i veicoli in sosta si è fermato a ridosso di una mura di recinzione di un'abitazione. A bordo c'erano 4 persone, 4 ragazzi, per fortuna non in gravi condizioni, perché tutti quanti insomma sono scesi dall'auto con le loro gambe, quindi non ci sono stati gravi danni fisici. Quello che è accaduto non è ancora chiaro. Toccherà alla polizia ricostruire la dinamica dell'incidente, ma stamattina ciò che resta sono queste 3 vetture parcheggiate esattamente dove lo erano la notte scorsa, quando una macchina evidentemente a grande velocità gli è andata addosso, rimbalzando poi sul muretto dall'altra parte della strada che è stato demolito dall'impatto. Questa volta fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i residenti sostengono che su questa strada di notte si corre troppo. E su questa strada spesso e volentieri, soprattutto d'estate, la velocità tenuta da motoveicoli e autoveicoli è eccessiva ed è fonte di pericolo. Dai rumori sembra che si svolgano delle gare, perché si riesce a percepire che partono proprio dalla base e il rumore va verso su fino a Piazzale della Vittoria e sicuramente anche oltre. Quel che è certo è che il comitato di Monteberico, formato dai residenti della zona, oggi coglie l'occasione per rilanciare all'amministrazione di Vicenza la richiesta di maggiori controlli e di dissuasori di velocità. L'unica soluzione che vedo plausibile potrebbe essere quella di un attraversamento pedonale con annesso dosso e forse in quel caso lì, ben segnalato, permetterebbe che le macchine e in generale tutti i veicoli arrivassero un po' più piano, un po' più adagio. Chiediamo che venga in qualche modo studiato un presidio di sicurezza anche per tutelare gli abitanti della zona. Sono mesi e mesi che chiediamo comunque come comitato di Monteberico più controlli, un'attenzione maggiore a questa che è una via principale della città che porta al santuario di Monteberico, un'attenzione maggiore. Fare polizia stradale e sicurezza stradale non è solo fare i divieti di sosta, ma è anche controllare la velocità in questa via che sta diventando ormai una pista di Formula 1. Siamo pronti anche